Buonasera dalla redazione del TG10, sono 669 i positivi al coronavirus in Calabria, sono dati in netto calo rispetto alle fasi iniziali del contagio, sono 10 positivi in più nonostante siano stati effettuati nella giornata 654 tamponi. Un buon risultato sicuramente, ma bisogna tenere alta l'attenzione per continuare con questo trend, perché il coronavirus è un nemico insidioso. Ma vediamo il bollettino regionale della giornata. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 8.315 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 669, più 10 rispetto a ieri, quelle negative 7.646. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 27 in reparto, 7 in rianimazione, 100 in isolamento domiciliare, 7 guariti, 12 deceduti. A Cosenza 56 in reparto, 2 in rianimazione, 115 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 11 deceduti. A Reggio Calabria 34 in reparto, 6 in rianimazione, 140 in isolamento domiciliare, 11 guariti e 10 deceduti. Vibo Valentia 5 in reparto, 1 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. A Crotone 22 in reparto, 0 in rianimazione, 64 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.021, così distribuiti. A Cosenza 3.045, a Crotone 1.127, a Catanzaro 1.165, a Vibo Valentia 578, a Reggio Calabria 3.274. Le persone giunte in Calabria che sono registrate dal sito della Regione Calabria sono 12.635. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati dalla Protezione Civile Nazionale. Bene, la voce che ci piace di più in questi bollettini è quella dei guariti. Per fortuna non mancano, stanno passando i giorni e questa voce cresce per fortuna. Sentiamo. Salgono a 5 a Cosenza i pazienti che hanno vinto la battaglia contro il coronavirus, 4 all'Annunziata e 1 al Santa Barbara di Rogliano. Lascia il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza il primo paziente calabrese contagiato, il 50enne di Cetraro, proveniente dall'area rossa dell'Odigiano. L'uomo, un paziente dializzato, è raggiunto all'Annunziata il 12 marzo scorso. È guarito dal coronavirus, ma viste le patologie pregresse è stato ricoverato in cardiologia. Oggi è tornato a casa anche l'assicuratore 45enne di Roggiano Gravina. Era stato ricoverato l'11 marzo scorso, presentava una moderata insufficienza respiratoria, trattato con il tocilizumab e clinicamente e virologicamente guarito dall'infezione da Covid-19. Ha lasciato il Santa Barbara di Rogliano anche il 62enne di Santa Maria del Cedro. L'uomo era stato ricoverato prima nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata e successivamente era stato trasferito all'ospedale Santa Barbara nel reparto di medicina a lungodegenza lo scorso 24 marzo. Nei giorni scorsi invece erano stati dimessi altri 2 pazienti che erano ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata, un 27enne di Santo Stefano di Rogliano e una 40enne di San Lucido. E nell'ospedale di Cosenza continua la sperimentazione di 2 distinti protocolli terapeutici per la cura dei pazienti affetti da Covid-19. La prima ha ad oggetto il tocilizumab, un anticorpo monoclonale impiegato per l'artrite reumatoide che si è rivelato efficace anche nella cura della sintomatologia Covid-19. La somministrazione del farmaco è iniziata il 13 marzo scorso ed è effettuata al momento su 17 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. La seconda sperimentazione, iniziata il 27 marzo scorso, è un lavoro di interazione con gli specialisti ematologi Francesco Mendicino e Cirino Botta e il professor Marco Rossi e si basa sull'utilizzo del ruxolitinib, un farmaco noto per la sua potente azione antinfiammatoria e usato in ambito oncoematologico. Attualmente sono trattati con questo farmaco 3 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Purtroppo cresce anche il numero dei decessi, oggi si è spento un 95enne che era ricoverato a Rogliano ma proviene dalla casa di cura di Bocchigliero. È deceduto nel centro Covid allestito nell'ospedale Santa Barbara di Rogliano un 95enne ricoverato dal 29 marzo. L'anziano era giunto a Rogliano dalla casa di riposo di Bocchigliero, dove risultano in isolamento domiciliare altri 11 ospiti, mentre per 4 è stato necessario il ricovero in ospedale. Con la morte del 95enne salgono a 13 decessi in provincia di Cosenza. Le case di cura sono
luoghi in cui si stanno verificando purtroppo decessi e anche numerosi contagi. Andiamo adesso a Chiaravalle, parla il titolare della casa di cura e ci descrive questa situazione. Ieri avete seguito anche la vicenda dei mancati trasferimenti di alcuni anziani che erano destinati all'ospedale di Lamezia, c'è stata però l'opposizione. Sentiamo. Dottor De Santis, ci spiega un attimo qual è la situazione nella sua clinica in questo momento? In questo momento la situazione è drammatica. Abbiamo 47 ospiti positivi all'interno della struttura positivi al coronavirus e abbiamo difficoltà di personale perché parte del personale si è ammalato e di quelli che erano rimasti altri si sono ammalati in strada facendo e oggi ci troviamo in una precarietà totale. Lei è a conoscenza che per esempio alla Lamezia Terme si sono lamentati perché alcuni dei vostri ammalati sono stati portati nel loro ospedale? Ho saputo che alla Lamezia non hanno la struttura idonea per accettarli, perché purtroppo c'è molta approssimazione in Calabria per combattere questo virus. Bisognerebbe avere dei percorsi, bisognerebbe avere delle separazioni nette tra gli ammalati di Covid e ammalati che non sono Covid. Questo forse in Calabria non ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo in nessuna parte se non a Germaneto. Penso che l'unica struttura idonea sia Germaneto. E lei ha avuto un'idea di come si è diffuso all'interno della sua struttura questo morbo? Probabilmente si è diffuso perché ce lo siamo importato dal nord Italia. Qualche nostra operatrice ha avuto qualche rapporto con qualche Covid positivo e l'ha trasmesso a tutta la struttura. Se noi guardiamo la statistica, noi abbiamo gente 88, 90 anni, 92, e questa è l'età media dei nostri ospiti ricoverati. Sono fragilissimi. Davvero tragica la situazione, bisogna evitare appunto questi contatti, ci sono alcune zone che si guardano con maggiore attenzione, sono state oggetto di ordinanza da parte della governatrice Santelli, eppure qualcosa sfugge ai controlli. Sentite il sindaco di Cerisano. Buongiorno sindaco, lei ha notato una cosa un po' particolare che va contro la normale regola che vuole, insomma, per la sicurezza che ci siano pochi spostamenti, soprattutto dai comuni cosiddetti in zona rossa. Proprio a Cerisano ho riscontrato in una serie di controlli che abbiamo effettuato sul territorio, la presenza in particolare in un'attività commerciale di un operatore, di un lavoratore che proveniva non tanto da un paese limitrofo e quindi per comprovate esigenze lavorative, ma veniva addirittura da uno dei paesi del nostro Interland, oggi identificato come zona rossa definitivamente chiusa. E questo mi ha decisamente un po' allarmato, tanto da dover poi operare dei provvedimenti d'urgenza nei confronti appunto proprio di questa attività, chiedendo, secondo la mia interpretazione, al lavoratore di non poter più entrare e venire a Cerisano. Nessuno può uscire da quelle località. Se questi sono i livelli e pertanto sono state emesse le ordinanze, è evidente che vi è un'incongruenza. C'è qualcuno addetto al controllo, e mi faccia dire con esattezza le forze dell'ordine, che stanno interpretando una norma e forse c'è bisogno di un chiarimento. E adesso abbiamo parlato prima nel servizio di Isabella Roccamo relativo alle guarigioni di questi farmaci che non sono nati per il Covid-19 naturalmente, che è una patologia tutta nuova, ma che vengono utilizzati off-label per tentare di contrastare e a volte efficacemente questo virus. È il caso del tocilizumab, ma ci sono tante ricerche e la Calabria sembra essere in prima linea. Sentiamo un altro tentativo di adattare dei farmaci che può avere dei riscontri, sempre che l'AIFA dia l'autorizzazione. Arriva dal centro-sud Italia l'idea di una nuova strategia terapeutica che mira a contrastare la sindrome respiratoria acuta da Covid-19.
L'intuizione viene da due ricercatori cosentini, la dottoressa Teresa Pasqua dell'Università della Calabria e dal dottor Ennio Avolio dell'Università Tor Vergata di Roma, che in questo momento è in collegamento con noi. Allora, intanto ben trovato, dottor Avolio. Diciamo Salve, subito, grazie mille, ecco, grazie, che si è in attesa dell'ok da parte del Comitato Etico Scientifico, ma questo protocollo terapeutico è stato proposto al primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale Annunziata di Cosenza, il dottor Pino Pasqua. Allora, in che cosa consiste questo nuovo protocollo, dottor Avolio? Allora, innanzitutto, a parte io e la dottoressa Pasqua, a questo protocollo hanno collaborato il dottore Silvestri dell'Università di Baltimora e il dottore Palma della Fondazione Pascale. Importante quello che ha detto lei, le due cose che ha detto lei. Intanto non crediamo al miracolo, perché è una proposta di protocollo scientifico che deve essere ancora approvata dal Comitato Etico. Noi speriamo di farla partire qui a Cosenza, che diciamo è la nostra città, e soprattutto dalla lungimiranza del dottore Pasqua, che ha capito l'importanza, diciamo, e l'interesse che può avere questo nostro nuovo approccio terapeutico. I laboratori di tutto il mondo si stanno interrogando e stanno dando comunque delle indicazioni. Non siamo gli unici, non siamo i primi, speriamo che non saremo sicuramente neanche gli ultimi a dare delle indicazioni, perché purtroppo questo virus è un virus nuovo. Non si sa, adesso si sa un po' di più, ma quello che è il funzionamento molecolare, genetico, ed è normale che noi, in base a quelle che sono le conoscenze scientifiche del momento, diamo delle indicazioni per quanto riguarda il nostro protocollo sul blocco di quella che è la cascata delle citochine. Questo coronavirus agisce in un primo momento su una cascata di citochine, quindi attiva quella che è un'infiammazione importante a livello polmonare. E questo nostro protocollo, diciamo, dovrebbe essere utilizzato in quei pazienti che vengono ricoverati nel reparto di malattie infettive prima di poi purtroppo arrivare alla terapia intensiva e quindi ad essere intubati. E adesso andiamo a Cetraro, dove i medici si oppongono all'abilitazione del nosocomio appunto per Covid-19. L'ospedale di Cetraro non deve essere abilitato come struttura Covid-19, lo dicono i medici dello stesso nosocomio che contestano la decisione del commissario dell'ASP di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. In una missiva indirizzata al commissario e al direttore dello SPOC, Paolo Cetraro, elencano tutti i motivi che rendono impossibile questa destinazione d'uso dello SPOC del Tirreno Cosentino. All'ospedale di Cetraro non è possibile dare la giusta assistenza ai malati Covid per mancanza di dispositivi di sicurezza in numero sufficiente, scrivono, totale assenza di presidi per la pronazione dei pazienti, assenza di monitor e kit, presenza di ventilatori obsoleti, personale infermieristico e medico insufficiente, totale assenza di competenze specialistiche necessarie per il trattamento di pazienti Covid. A ciò si aggiunge una serie di disservizi legati al pronto soccorso dell'ospedale di Cetraro, inadeguato pre-triage, mancanza di protocolli interni per la gestione dei casi Covid. Naturalmente continua la caccia alle mascherine, ai gel, ai guanti e c'è anche un traffico non proprio legale. Questa volta ci occupiamo di gel. Oltre 1500 confezioni di gel igienizzante spacciato per antibatterico e quindi privo delle autorizzazioni ministeriali sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Non solo, 3 rappresentanti legali di attività commerciali sono stati denunciati. A questo risultato si è giunti dopo che i carabinieri del nucleo antisofisticazione con i loro colleghi del comando provinciale hanno attuato diversi servizi finalizzati al contrasto di chi, approfittando dell'emergenza scattata con la diffusione del coronavirus, venda prodotti igienizzanti non corrispondenti ai protocolli ministeriali. Insomma, prodotti illeciti che vengono messi in commercio con un grave rischio per la salute e con il fine di ottenere fraudolentemente cospicui guadagni. I militari dell'Arma hanno controllato centri commerciali e attività all'ingrosso a Reggio Calabria e in tutta l'area metropolitana, quindi sulla piana di Gioia Tauro e nell'area dell'Alto Ionio Reggino, la Locride. I prodotti sequestrati erano per lo più cosmetici identificati come biocida, ma niente che certificasse questa qualità. Insomma, nessuna caratteristica reale che garantisse azioni di contrasto a batteri e virus.
Un regime di restrizioni necessario, dice il Premier Giuseppe Conte, saremmo i primi, dice, a voler allentare questa morsa per il Paese, ma questa mattina i temi sulla proroga dei divieti e delle strette erano stati già anticipati dal Ministro Speranza in Senato. Non è il tempo delle mezze parole. A tal fine voglio innanzitutto ribadire un concetto più volte espresso in queste ore dalla nostra comunità scientifica. Attenzione a non commettere errori adesso, attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare gli sforzi e i grandi sacrifici che la stragrande maggioranza degli italiani sta compiendo. Essenziale non abbassare la guardia, lo chiede il ministro della Salute Roberto Speranza durante l'informativa in Senato sulla situazione dell'emergenza coronavirus, che conferma il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione dell'epidemia. I dati migliorano, ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali. Italia ferma dunque fino a dopo Pasqua. Per il ministro è ora che gli italiani, così come hanno già fatto, continuino a proseguire su questa strada dando una grandissima prova di maturità. Sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid. È una battaglia lunga e non dobbiamo abbassare la guardia. Poi precisa che la ripresa sarà prudente e graduale, ma senza un vaccino non sconfiggeremo il Covid, anzi favoriremmo l'esplosione di nuovi focolai. Questa mattina anche la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dopo aver annunciato che le scuole resteranno sicuramente chiuse fino al 13 di aprile, sugli esami di Stato ha fatto sapere che a giorni saranno comunicate le nuove indicazioni. L'impegno è quello di lavorare su molteplici scenari. La valutazione resterà seria, come più volte ribadito dal ministro, nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell'impegno di famiglie e studenti. E adesso invece parliamo delle misure dell'INPS che vi abbiamo presentato nel telegiornale di ieri. Come era prevedibile c'è stata la corsa al sito che è andato in tilt. Il bonus di 600 euro riservato agli autonomi per l'emergenza Covid-19 ha fatto andare in tilt il sito dell'INPS. Abbiamo provato un collegamento e guardate cosa esce scritto. Il servizio non è al momento disponibile a causa del boom di domande, come prevedibile, visto che da oggi è possibile presentarle attraverso il portale dell'Istituto di Previdenza, ma ci arrivano segnalazioni che in mattinata risulta difficile o impossibile per molti utenti. Il presidente Pasquale Tridico parla di una mole di domande al secondo, circa 100, e dall'1 di notte alle 8:30 circa il portale avrebbe ricevuto 300.000 domande regolari. Una cosa mai vista sui sistemi dell'INPS, ha dichiarato il presidente, che assicura nessun click day, non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1 aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato, assicurando che le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per aggiungerne altre. Sono interessati all'indennità di 600 euro i lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e coltivatori diretti, i liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo. L'indennità che arriva sul conto corrente non contribuisce alla formazione del reddito e quindi non può essere tassata, non dà luogo a contribuzione figurativa come la cassa integrazione anche in deroga. Il bonus è incompatibile non solo con la pensione ma anche con il reddito di cittadinanza, la cosiddetta APE sociale, e con l'assegno ordinario di invalidità. Il bonus è cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini. Si parla naturalmente degli ospedali in chiave Covid-19, ma gli ospedali hanno altri reparti che devono lavorare in sicurezza. Vediamo il caso di ginecologia a Castrovillari. Benvenuti nel nostro reparto unità operativa complessa ostetricia e ginecologia di Castrovillari. Qui è cambiato tutto, siamo in tempo di Covid e quello che noi stiamo riuscendo a fare è organizzarci secondo le norme.
Cosa prevedono? Prevedono che la paziente al suo ingresso venga controllata qui, in una pre-accettazione, una sorta di triage dove gli vengono presi i parametri vitali, quindi la temperatura corporea, viene valutata l'ossigeno nel sangue e viene sanificato completamente. In questo momento è tragico vedere le mamme sole con questi bimbi soli, senza un supporto familiare, senza un aiuto familiare. Noi cerchiamo di fare il possibile, però a volte vediamo proprio queste mamme disperate che cercano aiuto dalle persone non conoscenti a loro. Questo bimbo si chiama Mario, è nato 2 giorni fa. I pazienti portano tutte le mascherine, ovviamente, per una tutela loro e nostra. Come fare l'ostetrica in questo momento? Preoccupante. Però noi cosa dobbiamo dire a tutte le mamme? Che ce la faremo. Che ce la faremo. Siete veramente persone bravissime e disponibili e con un grande cuore. So che non è facile in questo momento essere in questo modo. Le donne in procinto di partorire devono sapere che da noi in questo momento si partorisce in sicurezza. L'equipe del turno di stamattina vede Teresa, Luigina, Franca. Siamo tutte qui a lavorare, a dare un servizio vero, a fare in modo che la vita continua ad esserci. Possiamo dire solo una cosa, che andrà tutto bene. Siamo in chiusura, vi lascio a una copertina, anche questa da speranza, e poi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e col dito al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia! Presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'aria fredda che nei giorni scorsi ha interessato l'Europa centrale sta proprio in queste ore irrompendo sulla nostra regione con un veloce peggioramento del tempo che farà ritornare la neve a bassa quota, ma solo sul Cosentino Ionico, visto che l'aria fredda da nord-est, scorrendo nei bassi strati, perché più pesante, non riuscirà a scavalcare il massiccio silano. Anche dopo questo peggioramento le temperature resteranno sotto le medie del periodo per alcuni giorni, in un contesto comunque di tempo secco. Domani da poco a parzialmente nuvoloso con possibilità di piovaschi sparsi nel pomeriggio sul Reggino e Vibonese. Temperature minime in decisa diminuzione con rischio di gelate sulle zone interne, massime in aumento ma ancora al di sotto delle medie del periodo. Passiamo ora a mari e venti. Domani il Mar Tirreno sarà poco mosso, sotto venti deboli di direzione variabile, mossi lo Ionio Cosentino e il Crotonese, nonché il Basso Ionio al largo, con venti che soffieranno ancora dai quadranti settentrionali, anche qui moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.